Pierangela Vesentini, ANIEF Veneto. Parliamo di buona scuola, parliamo del famoso Click Day che scade domani, giusto? Troveranno finalmente pace e lavoro i nostri docenti italiani? Allora, molti docenti troveranno pace e lavoro, sicuramente quelli che saranno coinvolti nella prima fase assunzionale, quella A0 e A per l'appunto. Invece rimangono nel limbo i docenti che saranno coinvolti in una seconda fase assunzionale, che è quella che è chiamata B e C. Per quale motivo? I docenti che saranno coinvolti in questa seconda fase assunzionale, che prevede comunque un buon numero di assunzioni, anche se insufficienti secondo il conteggio fatto da ANIEF, dovranno operare una scelta fra 100 province italiane, declinando questa scelta appunto da 1 a 100. Riteniamo che questa non sia una scelta che favorisce soprattutto le famiglie, perché molti docenti, soprattutto del sud, si troveranno nella condizione di dover spostarsi in maniera importante dalla loro regione di residenza alle regioni del nord per poter lavorare, in quanto al sud ci sono meno posti, lo sappiamo, e ci sono meno opportunità dovute al fatto che mancano, per esempio le classi, le scuole a tempo pieno sono molto poche, e quindi questi docenti dovranno migrare al nord. Ecco, riteniamo che questa scelta del governo, così come sta lavorando il governo, non favorisca le nostre famiglie, e su questo forse bisognerà un attimo ripensare. Quindi non c'è ancora effettivamente una soluzione per quanto riguarda il mondo dell'insegnamento. Sembrava quasi fatta, ma non è così. No, assolutamente. Secondo ANIEF e secondo i calcoli fatti da ANIEF, molti posti rimarranno vacanti. Non solo, rimane comunque tutto da chiarire e tutto da risolvere il problema che riguarda la questione del personale ATA, cioè dei collaboratori scolastici, degli impiegati nei nostri uffici e anche dei dirigenti amministrativi. Oltre a questo, direi, rimarrà ancora aperta, fino a quando non si sa, la questione dei nostri vicari dei presidi che saranno impegnati magari in reggenze su più istituti e che purtroppo per effetto della legge di stabilità si troveranno senza il proprio vicario.